Salve a tutti, oggi io e Annalisa e Stella tratteremo di un argomento molto delicato. Cioè la guerra in Iran per le donne. Ormai è chiaro che le donne non hanno le stesse libertà degli uomini. Abbiamo l'esempio di Masha, una ragazza di 22 anni morta il 16 settembre dopo essere stata arrestata dalla polizia perché non portava il velo correttamente. Allora, l'episodio ha scatenato una rivolta in tutto il paese, anche all'estero. È stata sepolta il giorno dopo la sua morte e i dottori si resero subito conto di come fosse stata picchiata brutalmente ed ebbe immediatamente una commozione cerebrale. Secondo vari articoli della Costituzione iraniana, le donne devono essere ancora pienamente libere. Dal mio punto di vista la parità dei sessi è una cosa importantissima perché le donne come gli uomini devono avere gli stessi diritti e quindi fare quello che vogliono. Questo è solo il nostro punto di vista perché purtroppo in Italia e in altri paesi ci sono ancora persone che la pensano diversamente. Purtroppo però c'è gente che la pensa diversamente da noi e questo ci crea molta rabbia. Vi ringraziamo moltissimo per la vostra attenzione. Spero che questo video vi sia piaciuto. Arrivederci.